Paura alle porte di Cagliari. Un tram della metropolitana leggera è deragliato improvvisamente sui binari a Monserrato. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi restare aggiornato sui fatti che bloccano la nostra Sardegna, iscriviti ora e lascia un like. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 della mattinata di mercoledì 21 gennaio, proprio all'inizio della giornata per centinaia di pendolari. Il convoglio è uscito fuori sede in via Virginia, nel punto critico in cui il doppio binario diventa unico. Il primo dei due vagoni è slittato subito dopo uno scambio. A bordo c'erano solo il conducente e un passeggero. Poteva essere una tragedia, ma sfortunatamente la velocità ridotta ha evitato il peggio. Entrambi sono rimasti illesi. Il colpo è stato improvviso. Il tram si è fermato di schianto. Immagina lo spavento nel buio dell'alba, su una linea che migliaia di sardi percorrono ogni giorno. Questo è un problema che blocca la mobilità di Cagliari e l'Interland. La linea è rimasta paralizzata nel tratto Vesalio-San Gottardo, con i tecnici dell'AST impegnati in una corsa contro il tempo per ripristinare il servizio. È stata aperta un'inchiesta tecnica per capire se si è trattato di un guasto meccanico o di un errore nello scambio. Cosa non ha funzionato nella sicurezza della metro di Cagliari? Scrivimi il tuo pensiero su questa vicenda e iscriviti per non perdere i prossimi video. Grazie di cuore per aver seguito questo aggiornamento. Ogni volta la tua attenzione è un grande aiuto per dare voce a ciò che accade nella nostra terra. Un caro saluto e al prossimo video.